Giovanni, capítulo 1. Giovanni, capítulo 1, versículo 1 al versículo de número 14. Dice così la parola di Dio. Nel princípio era la parola. La parola era com Dio e la parola era Dio. Essa era nel princípio com Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non la hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato di Dio, e che o nome era Giovanni. Ele venne come testemunha per rendere testemunhança alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Ele stesso non era la luce, ma venne per rendere testemunhança alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo estava venendo nel mondo. Ele era nel mundo, e o mundo fu fatto per mezzo di lui, ma o mundo non l'hanno conosciuto. È venuto in casa sua, e o suo non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che hanno ricevuto, ele ha dato o diritto di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, nem da volontà di carne, nem da volontà dell'uomo, ma sono nati di Dio. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua glória, glória como de unigênito dal Padre. Amém? Glória a Dio per questo. È una parola clara, perché parla che nessun uomo è nato senza un desiderio. La parola, il versetto 13 dice così, i quali non sono nati da sangue, nem da vontade da carne, nem da volontà dell'uomo, ma sono nati di Dio. Fratelli, se tu sei qui oggi, è perché Dio ha fatto questo giorno. Tu non lo so, non lo so come si dice in italiano, Gesù mi ha... Tu non sei alcuno que está per acaso. Tu stai qui perché Dio è con te. Perché se não for Dio, fratelli, nossa esperança era nessuna. Mas perché Dio è con te, tu vai ogni giorno avanti. Perché Dio è quello que te dá força, que te dá alegria,
como a potência de Deus é como como se diz combustível? Combustível, gasolina, combustível. Pronto, a potência de Deus é como combustível. A máquina não caminha sem coelho, não? Mas com coelho vá avante. 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 Amém? Que Deus te benedica. Não sou predicador hoje, mas Deus ha parlato questo in mio cuore. Que Deus te benedica. Mas se tu sei hoje triste, como se diz? Triste? Triste? Se tu está triste, você não vai sair triste daqui, porque Deus está falando com nós. Quando Deus fala com nós, Deus cambia. Cambia o nosso cuore, cambia a nossa emoção. Vamos sair daqui diversamente, perché Dio cambia tutti. Amen? Adesso, fratelli, c'è classe felice hoje? Já está na classe felice. Ah, tá bom. Tá, adesso, fratelli, facciamo la preghiera per nostro fratello Ricky. Lui portará la parola di Dio. Facciamo uma preghiera. Glória a Dio. Vieni. Vieni, fratello Ricky. Gloria a Dio. Dio è buono, amen. Facciamo una preghiera anche per i pastori che non è qui. Lui è in viaggio facendo la missione. Sappiamo che quando anche il diacono Wallace non è qui oggi, ma abbiamo il presbitero. E ringraziamo molto davvero che l'appoggio che loro sono qui, la sua bellissima moglie Jessica. Siamo molto contenti di poter essere qui, ma quando il pastore, quando il diacono non è qui, è Jonathan, è il mio bellissimo marito, e ci sono tanti che possiamo continuare, amen? E ci sono tanti. Rick, che Dio usa tanto a Rick, gloria a Dio per questo. Cosa voglio dire? Che questo non si ferma. Questo non si ferma perché è così. Dio ha dato qualcosa speciale a ognuna di noi. Dio, per esempio, se mi viene alla testa, io non so quanti abbiamo ascoltato di Gigi Avila. Oh, mamma mia, un uomo veramente, tu ascolti quello e c'è potere lì, quelle parole. Ma Gigi Avila non c'è più. Siamo noi. Siamo noi. Allora, lo Spirito Santo, che è il rimanente che Dio ha lasciato in questa terra, dopo di Gesù, ha detto: non vi lascio soli, lascio lo Spirito Santo, il Consolatore, quello che è con voi. Il potere è con voi, la parola è con voi, il consolo è con voi. Allora, questo avanti, si continua. Amen? Facciamo una preghiera. Io voglio che tutti ci mettiamo in piedi un attimo. Io farò uno spagnolo perché è così, ognuno, le parole tutte in italiano ancora non mi vengono, però facciamo una preghiera speciale per la missione, per quelli che non sono, per quelli che sono malati a casa. Facciamo per Rick che questa ora il Signore usa grandemente la sua bocca, amen. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, Padre Santo. Podemos sentir, Señor amado, el respaldo de tu Espíritu Santo con nosotros, Señor. Reconocemos, Padre, que estamos en este lugar porque necesitamos de tu presencia, Señor. Gloria a Dios. Reconocemos, Padre Santo, que somos necesitados, Señor, que necesitamos de una palabra, que necesitamos, Padre Santo, de un toque tuyo, Señor, que necesitamos, Padre Santo, de tu consuelo, necesitamos de tu alegría, Señor, necesitamos de tu paz, necesitamos de, como decía mi hermano, de tu combustible, Señor, para seguir adelante, Padre. Por eso estamos aquí, Señor amado, renovando nuestras fuerzas, Padre, en ti. Porque sabemos que en ti sí hay respuesta, Señor amado. Sabemos que en ti, Señor Jesús, todas las cosas sirven para bien, dice tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Gracias por mi hermano pastor, por mis hermanos diáconos que no están en este lugar, pero están haciendo tu obra, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque dice tu palabra que tú pones el sentir como el hacer en nuestras manos, Padre Santo. Gracias, Señor amado, porque tú eres grande y misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Y prueba de ello es que esta mañana estamos aquí recibiendo de tu pan, Señor. Te pedimos, Padre, por la vida de mi hermano Rick, que seas tú, Señor amado, quien use grandemente este joven, Señor, que tú has levantado para esta generación, Señor Jesús. Esta generación, Padre Santo, que necesita tanto, Señor amado, de tu palabra, que necesita tanto de tu consejo, que necesita tanto de jóvenes, que salga, Padre, palabra poderosa de sus labios, Señor Jesús. Usa, mi hermano, Señor amado, para bendecirnos, Señor amado, para bendecir a otros, Señor, para hablarnos, Señor Jesús, a través de él, de tu misericordia, de tu bondad, Padre. En tu nombre lo suplicamos todo, Padre. Amén. Amen. Non c'è perché bisogna progettare, quindi bisogna chiamare Isa per aiutare perché è andato nella... Sì. Sì. Prima di tutto vorrei ringraziare il pastore Joao Victor per la fiducia rinnovata perché mi ha dato ancora l'opportunità di venire qua per parlare della parola di Dio. Vorrei ringraziare anche Isa, questo che ti ho detto riguardo, sì. Vorrei, un attimo, scusatemi. Abbassa un po' il volume. Sì, vorrei ringraziare il pastore Joao Victor, dicevo, per la fiducia rinnovata. Vorrei ringraziare anche il presbitero sulla sua autorità, se posso dire così, che sto predicando, e la sua moglie Jessica, una bellissima coppia che mi ispira tanto. Pregate per me affinché io abbia anche un aiuto, come dice la parola. Vorrei ringraziare tutti i fratelli che sono venuti qua per ascoltare la parola, e vorrei ringraziare soprattutto lo Spirito, perché io mi sono accorto quando il presbitero parlava che siamo stati ispirati nello stesso Spirito, perché il messaggio di oggi, e anche quando la Nemesis ha parlando dello Spirito, mi sono accorto che oggi questo messaggio di cui io parlerò è davvero lo Spirito che mi ha dato. Allora, oggi vorrei parlare dello Spirito Santo. Ok, dello Spirito Santo. Ok, mi fa un po'... c'è un piccolo problema, quindi... Ah, ok. Allora, oggi il mio messaggio di oggi è basato sullo Spirito. Io vorrei che... Un attimo, sono un po' stressato perché... Possiamo
Possiamo alzarsi per leggere la parola? Allora, oggi noi pregheremo molto perché vorrei parlare delle cose. Ti ho mandato. Vorrei parlare delle cose molto, molto, molto importanti. E io vorrei non solo predicare, ma vorrei che le cose in cui noi parleremo, di cui io parlerò oggi, che noi li viviamo. Perché la parola si parla ma si pratica anche. Amen? Allora, leggiamo la parola di Dio. Allora, la tema di oggi io l'ho chiamato le cose che lo Spirito Santo innesca nella nostra vita. Prima possiamo leggere Giovanni 2, versetto 7. Giovanni 2, versetto 7. Giovanni 2, versetto 7. Ok, leggiamo insieme. Gesù disse loro: empite d'acqua le pile, ed essi riempirono fino all'orlo. Amen. Allora, Genesi 2, versetto 7. Genesi 2, versetto 7. Genesi 2, versetto 7. Genesi 2, versetto 7. Leggiamo insieme. E l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Amen. E leggiamo ancora Giovanni 20, versetto 19 al 23. Giovanni 20, versetto 19 al 23. Bisogna leggere una buona volta, così noi parleremo una buona volta. Quindi, Giovanni 20, versetto 19 al 23. Giovanni 20, versetto 19 al 23. Leggiamo: Or, la sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, ed essendo per timore dei giudei serrate le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, Gesù venne, si presentò quivi in mezzo e disse loro: pace a voi. E detto questo, mostrò loro le mani ed il costato. I discepoli dunque, come ebbero veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse a loro di nuovo: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. E detto questo, soffiò su loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Amen. Atti 1, versetto 8. Atti 1, versetto 8. Abbiate un po' di pazienza. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la terra, in Giudea, in Samaria e infino all'estremità della terra. Amen. E per finire, Atti 2, versetto 1 a 4. Atti 2, versetto 1 a 4. E come il giorno della Pentecoste fu giunto tutti, erano insieme nel medesimo luogo, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. Amen. Possiamo applaudire la parola di Dio? Sediamoci. Allora, lo Spirito di Dio
Io ho voluto che sia un po' di questa atmosfera, no? Con il pianoforte. Abbassa un po' il volume. Allora, lo Spirito di Dio è la cosa più preziosa che il Signore ci ha dato. Abbiamo letto all'inizio, nella Genesi, che Dio, quando Dio formò l'uomo, ha detto facciamo l'uomo alla nostra immagine e alla nostra somiglianza. E nel Genesi 2, versetto 7, la Bibbia ci fa vedere che Dio ha soffiato un alito vivente dentro di l'uomo. E questo alito, il termine usato in ebrei è neshama, che vuol dire una sostanza, una vita. Amen? E quando Dio ha soffiato quello vento dentro di l'uomo, quello soffio, non il vento ma il soffio che veniva da lui, gli ha dato la vita, ma gli ha anche dato la capacità di comunicare con lui. Amen? Questa capacità di avere l'autorità. Ecco perché vediamo nel Genesi che l'uomo ha questa autorità, ha la capacità di nominare gli animali. Amen? Ha la capacità, Dio ha detto a lui, devi dominare su di tutto, avere dominazione su di tutto. Ma cosa succede dopo? Succede che il diavolo, vedendo che l'uomo ha questa autorità, ha spinto l'uomo a peccare. E ricordatevi, nel libro della Genesi Dio dice all'uomo e alla donna che quando voi mangerete questo frutto, cosa accadrà? Voi morirete. Amen? E la morte spirituale non è stata l'alito di vita che era dentro di loro. Quando hanno peccato hanno continuato a vivere, ma la cosa che è morte era lo spirito. Amen? Allora, sappiamo che nel Genesi 1, versetto 2, la Bibbia ci dice che lo spirito di Dio alleggiava sulle acque. E questo spirito è il Ruach. È diverso dallo spirito che noi gli uomini abbiamo. Questo è lo spirito di Dio. E in ebrei il termine usato si chiama Ruach HaKodesh. Ciò vuol dire lo spirito di Dio. È diverso dallo spirito di noi gli uomini. E cosa si passava? Infatti Dio, quando ha comunicato questo soffio dentro di l'uomo, ha installato la sua dimora nell'uomo in modo tale che con il suo Ruach, con il suo spirito, poteva entrare in comunicazione con l'uomo. Ma cosa il peccato ha fatto? Il peccato ha fatto che l'uomo sia morto nello spirito, perdendo la capacità di essere in comunicazione con Dio. Ma siccome Dio è amore, la Bibbia ci dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo figlio unigenito affinché noi possiamo avere la vita eterna. Possiamo applaudire per l'amore di Dio? Dio ci ha mandato il suo figlio. E la Bibbia ci dice che Gesù è il primo nato di tutta la creazione, è il secondo Adamo, perché lui è stato nato dallo Spirito. È lo Spirito che ha posto Gesù nel grembo di Maria. Amen. E cosa Gesù farà nel versetto che noi abbiamo letto, Genesi 20? Cosa Gesù farà? Perché Gesù diceva ai discepoli, mentre che lui parlava, diceva che io devo andarmene affinché venga lo Spirito, il Consolatore che vi condurrà nella verità perfetta. E nel Vecchio Testamento vediamo che tante volte i profeti, lo Spirito, la Bibbia ci dice che lo Spirito era sui profeti ma non erano dentro di loro. E è successo un episodio dove Pietro dirà a Gesù, nei giovani, nel Vangelo di Giovani dirà a Gesù che tu sei il figlio di Dio, e Gesù dirà a Pietro, sei il mio padre che ti ha rivelato questo. In questo istante Pietro era animata dallo Spirito, ma lo Spirito non viveva in lui. Ecco perché lo stesso Pietro che ha detto che Gesù era il figlio di Dio è lo stesso Pietro che ha tradito Gesù, perché non c'era quel rinnovelamento dello Spirito. Ma gloria a Dio, Gesù
apparse dopo la sua morte, risuscitato, apparse ai suoi discepoli. E in Giovanni 20, versetto 22, vediamo che Gesù soffia. L'allito che Dio ha soffiato all'inizio, che abbiamo visto nel Genesi, questo allito, questo soffio, Gesù lo soffia anche ai suoi discepoli, dando loro lo Spirito, amen, che rigenera lo spirito che era morte, per dare a loro la capacità di entrare in un'altra dimensione. Amen. E questo è l'opera che Gesù fa in noi. Quando noi accettiamo Gesù, Gesù rigenera lo spirito nostro che era lontano da Dio. E infatti, quando si parla della nuova nascita, non è il corpo che nasce di nuovo, non è l'anima che nasce di nuovo, ma è lo spirito che nasce di nuovo. Amen. Perché? Perché non è l'anima che nasce di nuovo? Un esempio. Noi eravamo peccatori e quando siamo stati nasci di nuovo, noi non abbiamo dimenticato le abitudini che abbiamo nel mondo, vero no? Perché l'intelligenza dell'uomo si trova nell'anima, la sua capacità di tutte le cose che si faceva quando noi, non so se ci sono le persone qua che non prima di venire a Gesù eravamo nel mondo. Per esempio io ero nel mondo e tutte le cose che io facevo nel mondo sono ancora nella mia testa, ma io non faccio quelle cose perché lo spirito mio è stato rigenerato, ma quelle cose li conosco ancora perché vivono nell'anima mia. Ma lo spirito è stato rigenerato. Ecco perché Paolo dirà ai Romani: siate trasformati per il rinnovamento della mente. Cos'è il rinnovo della mente? Il rinnovo della mente è la trasformazione dell'anima, perché lo spirito è già trasformato, ma l'anima deve essere ancora trasformato. Ma lo spirito lo spirito di Dio trasforma il nostro spirito, ma il frutto dello spirito, che è la parola di Dio, trasforma la nostra anima. Amen. Ecco perché vedete, anche se noi profetizziamo, anche se noi facciamo delle cose grandi, se noi non leggiamo la parola, i nostri cuori non cambieranno mai. Dobbiamo leggere la parola, amen? Dobbiamo meditare la parola perché i nostri cuori che sono cattivi possano cambiare. Sì, noi abbiamo ricevuto lo spirito, abbiamo questa capacità di digiunare, ma non è chi è nato dallo spirito. Alleluia. Giovanni 3 versetto 6 è quello che ho detto: colui che è nato dalla carne è carne, colui che è nato dallo spirito è spirito. È lo spirito di Dio che dà la vita al nostro spirito. Ho detto che dobbiamo fare la differenza tra lo spirito di Dio, il Ruach, e il nostro spirito. Noi abbiamo lo spirito rigenerato, ma benedico il Signore per quello che ha detto il nostro presbitero, perché ha detto che noi siamo il combustibile. No, noi siamo la combustione e lo spirito di Dio è il combustibile. E ad ogni momento che noi andiamo nella presenza, cerchiamo di avvicinarci più dello spirito, lo spirito di Dio ci ricarica da quella fiamma, da quel fuoco. Ecco perché Paolo dirà nei Tessalonicesi, alla chiesa scriverà alla chiesa di Tessalonica dicendo: non spegnere lo spirito, perché lo spirito è come un fuoco ardente che ci fa, come dire, che ci porta la mattina in chiesa. Anche se sei stanco, ti svegli, ti dice devo andare in chiesa, che ti spinge a leggere la parola, che ti spinge a cercare il Signore con tutti i tuoi pensieri, con tutta la tua forza, senza smettere. Anche se le persone ridono, anche se le persone ti vedono come se fossi un pazzo, a te ti basta solo avere la relazione con lo Spirito. Amen. E quello che il mondo, perché il mondo quando vedi, e noi vedremo questo, il mondo quando vede le persone che agiscono con lo spirito li trattano di pazzo, ma noi non siamo pazzi, è il mondo le persone che sono nel mondo che sono pazzi.
Se per voi il fatto di consacrare la mia vita per non andare nella discoteca cercando il Signore, se per voi è essere pazzo, per me è la reale vita. È la vita reale, amen? Se per voi svegliarmi la mattina per venire in chiesa, per lodare il Signore e essere pazzo, non è pazzesca per me. Per voi è pazzesca, ma per me è quello che mi dà la vita. Alleluia. E Romani 8, versetto 16 dice che lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio. Lo Spirito di Dio ci spinge, ci rivela che noi siamo figli di Dio. E Gesù diceva ai suoi discepoli che lo Spirito vi condurrà nella verità perfetta. Amen. E un segreto, quando leggete la Bibbia voi noterete quell'aspetto, vedrete che lo Spirito di Dio è scritto con una grande S e lo Spirito dell'uomo è scritto con un piccolo S. Questo per fare la differenza tra lo Spirito di Dio, che è il Ruach, e lo Spirito dell'uomo. Entriamo adesso nel vivo del soggetto. Quello che sto per dire è forte. Quello che sto per dire è il nutrimento saldo. E sicuramente molti di voi mi troveranno pazzo. Ma un uomo che parla con lo Spirito è come un pazzo. Il Spirito, vorrei parlare del battesimo dello Spirito. Perché è un soggetto che nelle nostre chiese noi parliamo più di quelle cose. Fratello, Dio ci ha dato lo Spirito e lo Spirito ci ha portato alla vita eterna, questo è vero. Ma Dio non vuole solo che noi abbiamo la vita eterna. Dio vuole che noi diventiamo testimoni di Lui. Amen. E c'è una differenza tra avere lo Spirito e essere battezzato dallo Spirito, perché avere lo Spirito ci fa diventare dolce come Gesù, ti dà il carattere di Gesù e ti porta alla vita eterna. Ma il battesimo dello Spirito ti dà l'autorità che noi abbiamo perso nel giardino quando l'uomo ha peccato, e questa autorità è per testimoniare Gesù, è per fare i miracoli, è per parlare in lingue, è per cacciare i demoni, è per guarire le persone malate. Ma purtroppo noi abbiamo perso questa sete di cercare il battesimo dallo Spirito. È diventato come una cosa schifosa, è diventato come una cosa che ci fa paura. No, dobbiamo essere, se vogliamo essere una chiesa viva, dobbiamo cercare il battesimo dello Spirito. Gesù nel Giovanni 20, versetto 2, dopo aver soffiato quell'alito, dando lo Spirito ai suoi discepoli, Gesù ha detto a loro: voi andate, aspettate in un comune accordo, pregate affinché il battesimo, lo Spirito scende su di voi. E abbiamo letto Atto 1, versetto 8, Gesù ha detto che voi riceverete una potenza, lo Spirito Santo, e voi sarete i miei testimoni nella Giudea, nella Samaria. Amen. Per essere testimoni di Dio non ci basta solo avere lo Spirito, ma noi dobbiamo essere rivestiti dallo Spirito. Il termine usato per parlare del battesimo dello Spirito è dunamis, che vuol dire rivestimento. Dio ti dà la potenza, l'autorità. Dio ci dà l'autorità, la potenza di cacciare i demoni. Se c'è qualcuno nella tua casa che ha una malattia, perché devi tremare per chiamare: oh pastore, io qua? No, Dio ha fatto di noi un popolo di sacerdoti capace di pregare, di dire alla malattia: malattia, adesso tu devi andare via. Dobbiamo vivere questa dimensione. Oggi vi voglio comunicare, perché lo Spirito vi voglio comunicare una voglia di cercare, una voglia di avere sete che
che lo Spirito scende su di voi. La Bibbia ci fa capire che i discepoli con un comune accordo aspettavano lo Spirito e loro pregavano che lo Spirito scenda su di loro perché loro abbiano la potenza di predicare. E vediamo nell'Atto 2, quando lo Spirito è sceso su di loro, Pietro è uscito e con una predicazione ha fatto convertire 3.000 persone. Amen. Sai perché noi non arriviamo a convertire delle persone? Perché noi non siamo rivestiti dello Spirito. Ci sono delle cose quando le persone vedono, sentono la presenza di Dio, quando si vede i miracoli, perché Gesù faceva. Noi dobbiamo avere paura dei miracoli, è la nostra eredità. È la nostra eredità. Il Signore ci ha dato il potere. Possiamo applaudire Dio? Elisa. In Luca capitolo 4 versetto 18 Gesù dice che lo Spirito di Dio è su di me e Lui mi ha dato questo Spirito per annunciare la buona novità, per guarire le persone malate, per portare il Vangelo. Lo Spirito di Dio è su di me. Amen. In questa mattina chi vuole che lo Spirito sia su di lui? Rivestiti dallo Spirito. Perché dove tu predicavi al lavoro, dove le persone ti arrestano, dove le persone ridevano, che tu diventa una persona che predica con la profezia. Perché Paolo dice: aspirate alla profezia. Per profetizzare, per dire: guarda, io sto vedendo quello, e il Signore ti ama, e il Signore vuole, e le persone crederanno. Perché questi sono i segni che accompagneranno. Gesù dice: coloro che avranno creduto al suo nome, loro cacceranno i demoni. E se bevono delle decozioni mortali, non avranno alcuni mali. Amen. E il termine, come ho detto, Gesù dopo essere battezzato del giardino, la Bibbia ci dice che lui è stato riempito dallo Spirito Santo. E il termine usato è dunamis, che vuol dire rivestimento. E dopo questo la Bibbia ci fa capire che Gesù è andato nel deserto per essere tentato, e dopo che lui è uscito dal deserto ha preso questa autorità. E la Bibbia ci mostra che il ministero di Gesù comincia quando è stato riempito dallo Spirito, rivestito di questa autorità, e ha cominciato a predicare in Galilea, e ha cominciato a predicare. E Gesù non predicava solo, Gesù faceva i miracoli. E Gesù dice nella sua parola che se voi credete, voi farete delle cose più grandi che io ho fatto. Chi crede in questa parola? Il nostro Dio non è morto, il nostro Dio è vivo. Noi non preghiamo un Dio morto, noi preghiamo un Dio vivo. E dobbiamo cercare di dire che: Signore, noi vogliamo essere i testimoni tuoi in questo mondo. Vogliamo pregare che le persone che sono fuori credano. Vogliamo manifestare la potenza. Vogliamo pregare per le persone che sono malate. I malati si alzano. In Brasile c'è questo risveglio, no? Le persone che pregano, le persone che parlano in lingue. E sapete una cosa? C'è una cosa che io non ho paura di dirlo. C'è una cosa qua in Italia: le persone non vogliono più parlare dei doni spirituali. Le persone non vogliono più parlare se si parla in lingue, le persone dicono che una persona deve interpretare. Ma come volete che una persona possa interpretare se voi state per sminuire quella cosa? Se c'è una persona che non parla in lingua, come ci sarà una persona che sarà per interpretare? Se c'è non una persona per profetizzare, come le profezie saranno in chiesa? Fratelli, io so che molti di noi conosciamo quelle cose, ma a volte abbiamo paura di manifestarle in pubblico, abbiamo paura di parlare in lingue, abbiamo paura. Non dobbiamo più avere paura. Lo Spirito di Dio mi ha detto che dobbiamo risvegliarsi. Saremo noi a risvegliare questa Italia che sembra morta, dove non ci sono più doni spirituali. Il Signore vuole rivestirti dello Spirito, perché noi possiamo uscire fuori per predicare il Vangelo, parlando in lingue, profetizzando ai malati e portando guarigione a coloro che sono malati, perché il nome di Dio si è alzato. Perché essere testimoni non è solo predicare. Paolo diceva che il Vangelo che vi ho predicato non è stato un discorso filosofico, è stata una dimostrazione di potenza. Il Vangelo deve essere una dimostrazione di potenza. Che siete come me?
Che ha sete come me, che il Signore possa usare. Che ha sete della potenza di Dio. Che ha sete. Alleluia. Non so per voi, ma a me non voglio più che noi saremo solo in quelle muri adorando. Io voglio che noi possiamo uscire fuori per predicare ai pazzi. Vediamo che i pazzi, le persone che eravamo pazzi diventano guariti, e le persone vedono, diventano scombolati, dicendo: ma come è possibile questo? È il nome di Gesù, è la potenza, è lo Spirito. Lo Spirito è capace di... sante. Lo Spirito non è solo capace di darti una macchina, ma lo Spirito è capace di fare più. È arrivato il tempo dove noi dobbiamo desiderare quelle cose. E il diavolo ci ha fatto capire, ci fa pensare che queste cose sono malefiche. No. Se vedete in tutti i paesi dove c'è il risveglio spirituale, c'è quelle cose. Ma in Italia le persone mettono dietro quelle cose. Alleluia. Un giorno mi sono messo a parlare in lingua qua, e è stato alcune persone si sono avuto etonamento, si sono dice: io non ho mai visto quelle cose. Amen. Ma in quel giorno della Pentecoste, le 3.000 persone che eravamo lì prima di ascoltare la parola dicevano che hanno bevuto il vino. Ma quando Paolo ha cominciato a predicare con l'autorità, Gesù, possiamo alzarsi? Io vorrei che noi possiamo pregare. Basta parlare, noi dobbiamo pregare. Fratelli, questo momento non è un momento... Io so che voi avete sentito quando sto parlando, voi avete sentito quello che sto dicendo, non sono le parole deboli, sono le parole piene dello Spirito. Alleluia. E se te hai sentito quella cosa, ti prego, desideri. L'andeli santea. Desideri. Dice al Signore: Signore, io voglio il battesimo. Perché il nostro Signore ha detto: se voi chiedete una cosa, se voi vi radunate in comune accordo nella terra, se 2 persone, 3 persone si radunano con un comune accordo sulla terra e chiedono, il Padre glielo darà. Amen. Io vorrei che oggi che tu possa pregare come non ha mai pregato per portare una alleluia. Che sente la presenza di Dio? Alleluia. Cominciamo a pregare. Comincia a desiderare. All'ete libra delle sante. Ci saranno alcune persone che sentiranno come l'elettricità che attraversano il cuore loro. Lasciaci guidare dallo Spirito. E se lo Spirito ci porta a parlare in lingue, non devi dire che quello che sentirai è come se fossi no, devi parlare. Lascia lo Spirito guidarti. Lasciati guidato dallo Spirito. Cominciamo a pregare. Signore, Santo Spirito, reggi in questo luogo. Prega con me. Reggi in questo luogo, Spirito, scendi adesso. Scendi, battesa dallo Spirito Santo. Battezzaci dallo Spirito Santo. Che lo Spirito ci battezza adesso. Concentrati, comincia a pregare, non essere spettacolo. Non stiamo facendo un spettacolo, è un momento di preghiera. Comincia a desidere con tutto il tuo cuore. Risante libra de lei a sotei, l'ante libra de lei, alente li santei, leca lepra de lei, alle riscapale te li mantelei, sampradelle te li praia sotai. Lo Spirito comincia a lavorare. Ci sono persone che sentono l'elettricità. Recandele scapatelei, lendeli pradelei, sotelintelei pradelei, valente lì a sotei. Ci sono delle persone che sentono l'elettricità, sentono qualcosa. Dio è qui, ripradelei, santeli arrabai, le pradelei, santeli rebraia sute mante, li scapale, ite limante.
non rapadelea sote, non essere concentrato su quello che sto dicendo io. Comincia. Ale rebradelea. Sotelia neta libra de lei, la scapale te limante, l'intali braia sotei, le scatelinte le braiai, le predele sete mante, li scapale mante, lo tille pradaia litea, lo scalite li la pradaia santaia, sotei, le rebraia sote, scalente li arrare braia sote, l'imbrele braia socalete, ale. Skele ale alare asotei alae skepele manteli arroteli mandele pradele assota li cale ale scale pradele mandeli asore ale sele ale scalende li praele te li mandeli praia scopalite le vai asote li manteli calea skelete li te le manteli braia lea sopale canende le pria Elia sotei, mandeli pradele a sopaia, nendele pradele catea, non essere un spettacolo, preghi, sante libra de lei a sotei. Loyaliale, sante libra de lea, alleluia, scandele pradele, scandele pradea. Dio, rispendi Signore, pradelea pieni, fai di noi vasi nuovi, dici al Signore, fai di me un vaso nuovo Signore, io vorrei essere usato, Shaddai, se te li pradelei, scopante lì, itelimante lì a sotei, sante le ante lì a sopaia leta, scotelli mante lì pradelei, scapale mante, se l'inte lì scapaia, lo scappale. Io vorrei che noi diventiamo l'attitudine di preghiera. Noi non dobbiamo essere un spettacolo. Non vi concentrate su quello che sto dicendo. Concentratevi sulla presenza che voi state per sentire. Concentratevi. Ale sante liale. Shama. Se li pradele a sotei, li cale a sotei, diventa forte, la presenza diventa forte. Risca le praia l'Italia arabai, scandeli praia leta, lo delle praia leta, Elia sotei, ride le braia sopale, scalette lende le praia. L'angelo del Signore tocca, comincia a toccare, tocca. Nel nome di Gesù, le pradele sotei, rende le pradele, tocca, rabadele sante, tocca, lo sampra delle assotei, l'angelo del Signore tocca, calisca pandelea, tocca, risca leti le mandeli, tocca, sante lipra delea, ropali assopale, soteli manteleale, lo scapale pradelei, seteli mantelei, ateli assotei. Olimpra de lei, santei. Sopali scaletta, telia. Se non c'è scalepa te lei. Se non sei concentrato, non vivrai quella cosa. Le scappa de lei. Devi essere concentrato. Desideri, calisca. Io sto sentendo che qualcuno sta sentendo quella presenza. Io sto sentendo che qualcuno sta sentendo. Repa de lei scatelei. Mante lipra de lei. Sotelipa lei a sotei. Hey! Lende lepra de lei sotaia. Scolipra de lei, santelica de lei, non è un spettacolo. Alete lì a sopaia, non è un spettacolo. L'Italia sotei, con le lepra de lei, con le santeli, lì alle Shaddai. È forte. Olinde lepra de lei a sotaia. C'è qualcuno che vuole c'è qualcuno che desideri che noi possiamo pregare per lui che parla in lingue? C'è qualcuno? Mentre che pregavo, io so che lo Spirito ha messo una convinzione su di te. Ma io vorrei che tu vieni. Con il presbitero noi pregheremo per te. Che tu possa parlare. Che tu possa ricevere il dono spirituale. Io so che mentre che pregavo hai sentito quell'elettricità che circondava, che scorreva nel tuo corpo. Ma ti stai dicendo, ma che cos'è? E lo Spirito ha messo dentro il tuo cuore, ha detto, riceverai. Se
quella cosa che sto dicendo, l'hai sentito nel cuore tuo. Vieni che noi preghiamo per te. Se hai sentito quella cosa, vieni che noi preghiamo per te. Sorella, hai sentito quella cosa? Ok. Vuole che hai bisogno che preghiamo per te, per i doni? Vieni, sorella, pure. Se c'è qualcun altro che vuole che noi possiamo pregare per lui, per ricevere qualcosa, un danno, c'è qualcuno? È forte, no? Oliscalete li mantelei. Ok. La pradele santele pradelei. Scalente li assotei. La pradelei sopaia. Hey. Scopande li telei assotei. Sopradelente li adelei assopaia lende li ale. Scapalente li assotaia limante. Alele shama. Alele shama. Ale shama. Ale shama. Ale shama. Ale shama. Rabababare libra de lei. Scopalende lepra de lei. Alente libra de ya. Otelin casata. Alleluia. Sante libra de lei. All'impra de lei. Sorella, ti sei battezzata? Sì. Hai già voluto parlare in lingue? Ok. Fai fiducia oggi a Dio per mostrare all'assemblea che Dio è vivente, che tu vai a parlare in lingue oggi? Ok. Non è io, è lo Spirito, per mostrare alla gente che Dio è qua. Hai sentito la presenza, no? Ok. Parlerai in lingue. Quando io pregherò, sentirai come una cosa che sale. Comincia a parlare, anche se è un sgrido, anche se sì, anche se basta qualsiasi cosa, e vedrai che sarà di più forte, perché bisogna accettarla, perché comincia a produrre, va bene? Preghiamo. Lepra delle sale, ande lepra delle assotei, scapandelia raba delle praiale, scomandelia delle assotaia, lepri delle ale, sopandelia sote, le candeli pradele aballete li arrabaia, scopale pradele assopaie, lindele praiali assotei, le shama, loteliale, ya, scopale andele pradele mandele assotei, le candele praia sotai, lo scale pradele andele assotei, gile andele praia latalia assote mantelie, soliale ale, scolendele praiale ale, scaletta gli arrada la braishanaya, lo tagliendele paiali arrebade le braia soteli pradele andele catele manteli arrada rarai, lo teli arraba delle praia sotei, scalen mandele priado la praia delle candelia sotea, sale praia, parli siele praia rabai, ricevi scole pradele andelea, scolendeli pradea sotei, comincia a parlare, rababababa, comincia a parlare delle cantele via, scopale andele paia, repa delle paia, parla tele ya soteli mantelea, reca delle praia seteli andele paia, le teli vaia soteli rababababa, le scatele maiandele, comincia a parlare, rapa delle via, comincia a parlare, ricca delle via, comincia a parlare, risca paia sotei, comincia a parlare, rassata la praia, rocca delle paia, non trattenerla, comincia a parlare, risca paia delle paia, sottelinta la praia, comincia a parlare, ricevi, rababababa, ricevi, se che le paia delle paia sotei, le catele paia sotei le praia, comincia
kakatele braya sote yavayandele paya. Skopali Italia setele braya. Soteli mandele paya. Le teliale. Lo Spirito di Dio scende su di te. Comincia a parlare, non trattenerla. Qualsiasi che senti, che scenda, parli. Oh, oh, Signore, alleluia. Oh, alleluia, alleluia. Perché lo Spirito sta glorificando Gesù. Oh, Oh, Señor, aleluya, te, Señor, aleluya. Oh, ay, que no más la baxea, oh, balashea, me malsa, la balashea, aleluya. Oh, Señor. Gloria a Dio. Hey, hey. La sante libra di lei. Ah, la sorella è stata battezzata. La sorella è stata battezzata. Hey. L'endelia sotalia rabadele praia le telimante le asote. Non è un spettacolo. Hey. Non è un spettacolo. Le prade le sote. Non è un spettacolo. Alleluia. 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 Possiamo riprendere i nostri posti. Olè. Io darei la parola alla sorella. La sorella, ti do la parola. Sorella, scusa, ti do la parola. Puoi parlare per favore un attimo? Perché le persone vedono che io e te non ci siamo comunicati prima, no? Puoi testimoniare quello che hai vissuto? Sì, io praticamente prego sempre e ogni volta che chiedevo al Signore, Signore, io vorrei battezzarmi con lo Spirito Santo perché io mi sono battezzata, ma quando mi sono battezzata, dove mi sono battezzata, non c'era questa credenza dello Spirito e questo mi ha fatto tanto dolore al cuore e così poi ho cambiato chiesa, ma all'inizio non mi rendevo conto perché quando ho accettato Gesù, anzi che Lui mi ha scelto, io volevo questo, io volevo vivere in spirito, non come una chiesa che ero prima cattolica. Quindi io volevo vivere Gesù in pieno nello Spirito Santo e ogni volta chiedevo sempre, Signore, ti prego, donami questo tuo potere perché io voglio aiutare gli altri, voglio stare con gli altri, voglio capire le persone e solo così e anche così, perché non è solo parlando in lingua che possiamo aiutare gli altri, ci sono tanti altri doni con cui Dio ci usa per salvare gli altri e per guarirli, quindi non è solo la lingua, ma ogni volta che prego e c'è lo Spirito Santo che scende, la mia schiena si fa di fuoco, è un fuoco che mi scende, so che Dio è con me e può essere con tutti quelli che adorano Dio, che credono in Dio, che hanno quel seme che Dio mette in loro e possono essere aperti anche loro a questo. Nel momento in cui il Rick pregava, io chiedevo con tutto il mio cuore perché io credo nella potenza di Dio, credo nei doni di Dio. Bisogna credere, bisogna avere fede, è la fede forte che ci fa avere tutto, i doni. Io non sono nessuno per guarire gli altri, ma so che il potere di Dio può farlo attraverso di me, attraverso di te, attraverso chiunque, anche chi non crede a volte. Dio usa le persone e io ho sentito questo calore che ho sia allo stomaco e sia alla schiena, che a volte si fa proprio così forte di fuoco che ti sale qualsiasi parola che non riesci a comprendere, ma è meglio cacciarla fuori, è meglio dire qualsiasi cosa perché è da lì che poi si fortifica, è
da lì che il Signore ti guarda e ti sostiene e ti fa parlare e ti fa anche capire poi, credo, no? Che cosa Dio vuole, Dio vuole dirti, Dio vuole farti capire. È una cosa bellissima, anche se non si intende, ma io so che il Signore è con me, il Signore ci sosterrà ognuno di noi così. Grazie. Amen, amen. Possiamo applaudire Dio, possiamo applaudire Dio, possiamo applaudire Dio, possiamo applaudire il Signore. So che è il momento che puoi finire, ma vorrei fare due cose. Prima, completere quello che la sorella ha detto. Voi sapete, se c'è una cosa che il diavolo non vuole che noi possiamo entrare, è la dimensione del battesimo del Santo Spirito, soprattutto il parlare in lingue. Perché il presbitero può dirlo, che la Bibbia dice che colui che parla in lingue dice dei misteri a Dio e si edifica stesso. E il diavolo non vuole che noi entriamo in quella dimensione. Sorella, te lo dico, la tua dimensione di preghiera aumenterà. Comincerà a pregare, perché quando la fatica del corpo comincerà a prenderti, la forza spirituale ti rivitalizzerà per pregare, e vedrai che la tua vita di preghiera aumenterà giorno dopo giorno, e vedrai che lo Spirito comincerà a usarti, la rescapandeli delle praia, lo santelia, a usarti per fare quello che senti nel cuore, perché la Bibbia dice che Dio ha messo dentro i nostri cuori i cammini già fatti, i cammini del santuario, e vedrai che il Signore ti userà. E come ha detto la sorella, sapete, Dio, lo Spirito mi ha detto una cosa, mi ha detto che in questa chiesa, scusatemi ma devi dirlo, ci sono tantissime persone che dentro di loro hanno, devo dirlo, incredulità. Amen? Che non credono nelle cose dello Spirito. Mentre che io parlavo in lingue, mentre che io predicavo su questo, ci sono delle persone che dentro di loro mi guardavano come se fossi strano. Ma la sorella ha detto: se vuoi essere battezzato, devi desiderarlo del tuo cuore. Amen? Io mi fermo qua, vorrei ringraziare Dio che mi ha usato, perché non è stato io, è stato Dio, è stato lo Spirito. Vorrei ringraziare. Possiamo alzarsi per ringraziare il Signore, e poi darò la parola al presbitero. Signore Dio, ti ringrazio perché mi ha usato, ci ha usato tutti per questo momento, perché il nome di Gesù sia glorificato, perché il sangue della croce possa rigenere, perché lo Spirito all'intelipra de lei assote possa muoversi in questo luogo, possa toccare la sorella e possa fare vedere ai cuori increduli che lo Spirito agisce, che lo Spirito è capace di portare un uomo in una dimensione dove le malattie sono guarite, dove tutto sono fatti. Sante lipra de lei sante, endelisca paia, lente lì a sete. Gloria a te Signore, gloria a te Dio, gloria a te Santo Spirito, perché tu fai scendere la presenza di Dio, tu fai vedere che Dio non è morto, è vivente, tu fai vedere che noi abbiamo questa antalipra di lei, questa forza dentro di noi, e tu fai vedere che quello che è stato scritto nella Bibbia non è un spettacolo nel giorno della Pentecoste, ma è stato vero. Oh, ripra di lei, spero che quello che è successo oggi sarà un testimone, una testimonia nei cuori di coloro che sono increduli, perché cominciano a meditare, cominciano a cercare, a desideri, e ci sarà un giorno anche su di loro scenderà la potenza, perché parlano, perché profetizzano, rabadele proia sotelinde le paialitelea. Amen. Alleluia, amen. Olintelia sotei. E c'è una cosa che viene nel mio cuore, vorrei dire alla sorella una cosa che il Signore ha messo dentro il mio cuore, solo questo. La sorella, il Signore mi fa capendo che profetizzerai anche, e vedrai che dopo tempo, alleluia, comincerai a sentire che le profezie verranno. Il Signore ti parlerà in sogno, amen. Alleluia, gloria al Signore. Possiamo applaudire il Signore? Vedrai che sarà ancora più forte e il Signore ti userà in quella chiesa, amen. Alleluia. Lascio che Dio sia glorificato. Da la parola al presbitero. Gloria a Dio, pace. Fratelli,
Dio está qui in mezzo a noi, amém? É vera questa parola, perché la Bibbia dice che onde c'è o Spirito c'è libertà, no? Libertà per fare le opere in mezzo a noi. E Dio parlò molto ao nostro cuore hoje, perché parlare do Espírito é più importante. A parola de Deus diz em Salmo 51, versículo 10 e 11, diz assim: Ó Deus, cria em mim um cuore puro e renova dentro de mim um espírito bem saldo. Não respiger-me da tua presença e não te olhar-me e o tu Espírito Santo. Porque Davide conosceva la preciosità di cielo Spirito. La sua preghiera è questa: non ti olhar-me e o tuo Espírito Santo. Amém? C'è un fratello, non lo so il nome, Tiago, vieni condividere con noi una testimonianza, amém? Dopo. Ah. Quisiera hablar en italiano para que, pero ¿por qué no lo hago con micrófono? Meglio tu parla aqui perché No, ¿por qué no lo hago con micrófono? Lo voy a explicar. Porque para mí lo que está en este altar es consagrado para Dios. Y no es que no lo merezca, porque todos lo merecemos.
Dio. Dio è fedele, no? Mettiamoci in piedi. Tenho... Non lo so come si chiama in italiano. A presentazione di bambini. Amém. Pace a tutte, fratelli, sorelle. Oggi siamo qui per celebrare la festa del Papa. La Bibbia ci racconta la storia di Noè, un uomo che camminava con Dio. Attraverso la sua storia possiamo imparare valori preziosi che desideriamo anche per il nostro babbo, il nostro papà. Ora, vieni, avanti. Bambini aiuterà a espressare questi valori preziosi sono qua. Pace, Dio parlò con Noè e lui ascoltò con attenzione. Anche nel rumore del mondo custodì la pace nel suo cuore. Papà, che la pace di Dio protegga la tua mente e il tuo cuore, riempiendo la nostra casa di calma e di tanta gioia. Noè prese il martello e il legno per lavorare perché Dio gli diede saggezza per costruire l'arca. Papà, chiedi a Dio saggezza per insegnarci e per mostrarci sempre la via del cielo. Noè lavorò per molto tempo sotto il sole e nella fatica, ma non si arrese perché Dio guidava ogni suo passo. Ti auguriamo tanta salute e forza per essere il nostro protettore nella nostra casa. L'arca era grande, ma l'amore di Noè era ancora più grande. Salvò la sua famiglia prendendosi cura del suo bene più prezioso. Papà, grazie per amarci con tutto il cuore. Quando la pioggia finì, l'arcobaleno apparve nel cielo. La felicità brillò nella casa di chi aveva ubbidito. Papà, che il tuo esempio di fede e coraggio riempia la nostra casa di gioia e speranza ogni giorno. Buona festa, papà! Ok? Grazie, sorelle. È tutto. Glória a Dio, fratelli. Dio è buono. Glória a Dio. Glória a Dio. Mettiamoci in piedi. Ringraziamo il Signore per tutti. Que Dio continue usando o nostro fratello Rick. Amém. Glória a Dio per tutti. La sorella Nemesi farà avisos e o programa della settimana.
pace di nuovo, fratelli. Che benedizione, Dio è veramente buono. Quando il fratello stava parlando mi ricordavo un po' del tè che abbiamo preso il venerdì, no? Mi ricordavo di quello perché abbiamo parlato un po' di essere lì, dentro al deserto, no? Y la parola en el libro de Osea dice, y te porterò al desierto, lì io te enamoraré en el desierto, te enamoraré, y tú no saldrás igual de ahí, no saldrás igual. Lo poquito que te he mostrado es una pizca nada más de lo que yo tengo preparado. Amén. Gloria a Dios. El programa es el día miércoles a las 7:30, mercoledì alle 7:30 è aperto qui, c'è la preghiera, c'è l'studio biblico, quelli che possono venire è aperto, possiamo venire. Venerdì, tutti i venerdì alle 5:30 siamo in preghiera, quella preghiera è una preghiera delle donne, no? Ci riuniamo qui per pregare, però anche i fratelli possono venire, ci sono fratelli che vengono a pregare, è un giorno per intercedere, per chiedere a Dio per tutti quelli bisogni che abbiamo fuori, che la Chiesa ha bisogno. Se avete una richiesta di preghiera è il posto giusto, la ora è alle 5:30 per poter farlo, venerdì 5:30. Dopo abbiamo venerdì, sì, venerdì alle 5:30. E la prossima domenica 10:30 siamo sempre aperti. Amen. Sì. Sì, sì, sì. Ah, è vero, non mi ricordavo di questo. Anche il 20 c'è la veglia di preghiera. Non lo so se ci ricordate che il pastore aveva detto che queste mesi dobbiamo approfittare perché la veglia non è che si fa sempre, è 1 o 2 volte all'anno. Allora dobbiamo approfittare. Il 20 si comincia alle 10, 10:30 e fino a che ognuno fa il suo tempo, si possono venire 1 ora, ora e mezzo, 2 ore o tutto quello che finisce è il 20. Amen. Graças a Dio, fratelli, adesso vorrei invitare nostro fratello Christian, Eduardo, vieni pregare per tutti noi na preghiera finale, amen? Glória a Dio. Pache, bendiciones a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a orar para terminar este día maravilloso de palabra, ¿sí? Así que vamos a cerrar nuestros ojitos, por favor, y le decimos gracias, Señor, por este día tan especial, Padre. Gracias por estas palabras que pusiste en boca de Rick, Señor, por haberlo usado, Señor. Te damos gracias, Padre, por haber estado este día juntos, escuchando tu maravillosa palabra, Padre. Así también te pedimos, Padre, que bendigas a cada uno de los hermanos que no pudo venir, Señor. Si están ellos en casa, enfermos, provéeles salud, Señor. Y a los hermanos que no tienen en este momento, Señor, trabajo, provéeles también, Señor, trabajo a cada uno de ellos. Te agradecemos, Padre, por todas las bendiciones que nos da, Señor. Te pedimos también, Padre, para que cada día podamos ser mejores y que podamos tener una mejor comunicación contigo, Señor. Te lo agradecemos, Padre. Amén. Recebamos a bênção. La graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso eterno Padre, la comunhão e consolação do seu Espírito Santo, sia com tutti noi, hoje e per sempre. Amém.